La 31esima edizione di Friuli Doc inizia con un'inedita versione primaverile affacciata sul mare. Sarà Lignano Pineta ad ospitare questo debutto dal 30 maggio al 2 giugno, i giorni dell'Ascensione, i giorni in cui la località turistica friulana è invasa da visitatori austriaci, pubblico a cui alla città di Udine interessa farsi conoscere per poi magari attirare gli stessi ospiti a farsi una gita nell'entroterra per apprezzare la città. Beh, è una bella collaborazione che è nata col comune di Lignano, con l'assessore Portello, con Laura Giorgi, la sindaca, per raccontare evidentemente in una località importante, la nostra regione, che fa il 39% dei turisti regionali, e raccontare quello che sono le peculiarità del Friuli Venezia Giulia, del Friuli e anche di Udine. Quindi una collaborazione per valorizzare le opportunità udinesi che ci sono durante l'estate. Io ricordo sempre che quando c'era una giornata di pioggia durante l'estate gli austriaci arrivavano a Udine. Oggi probabilmente ci sono tanti filtri, penso ai centri commerciali, che bloccano il turismo. Udine è in grado di offrire grandi opportunità dal profilo anche commerciale e economico, ma soprattutto culturale, che è una cosa inestimabile e ineguagliabile in luoghi asettici. Chiaramente anche l'occasione per raccontare il Friuli, le sue eccellenze a un pubblico, quello austriaco appunto, che probabilmente conosce sì il Friuli, ma lo conosce magari parzialmente. Ecco. Una ventina gli stand presenti, con proloco provenienti da aree collinari e montane del Friuli, aziende agricole, birrifici artigianali e immancabili alcuni stand dedicati alle prelibatezze della laguna. Un'edizione zero che parte con aspettative alte e che supera le distanze tra amministrazioni di colore politico opposto. Le persone fanno sostanzialmente la differenza sempre, non bisogna mai guardare quando si fa amministrazione o si fa politica il colore, ma le idee e la bontà della proposta. Questo abbiamo fatto e sancito appunto una collaborazione importante, credo che insomma non è mai stata fatta prima, se non altro tra due comuni che rappresentano un baricentro culturale, un baricentro soprattutto turistico della nostra regione.